Le opportunità della logistica inversa sono molteplici. Da un primo punto di vista le opportunità riguardano proprio l'ecologia, quindi il rifiuto non va più smaltito ma va riciclato e trasformato in nuovi prodotti o può diventare fonte di nuove energie. D'altro canto anche creando simbiosi industriali, un rifiuto di un'industria può diventare una nuova materia prima per un'altra industria, quindi c'è anche un ritorno economico dove il rifiuto ha un valore. Quando questo potrà diventare prassi, noi siamo già nell'era dell'industria 4.0, dove siamo nell'era in cui anche l'ecologia, il problema dei rifiuti è un problema comune, è noto a tutte le aziende, quindi stiamo già vivendo questo processo che grazie alla tecnologia che viene offerta alle industrie per tracciare meglio i prodotti, i rifiuti, alle legislazioni e ai processi in atto per ricreare l'economia nelle aziende, io penso che siamo già in questa fase e nei prossimi anni assisteremo sempre di più a questa trasformazione. Allora, i rifiuti dei materiali compositi e fibro-rinforzati sono un'opportunità, oltre che un problema, sono un'opportunità molto interessante. Sono tutti prodotti che hanno delle caratteristiche tecniche molto importanti. Normalmente sono prodotti costosi da utilizzare, vengono utilizzati perché offrono dei vantaggi importanti, vantaggi in termini di peso, in termini di durabilità. Partiamo da cose molto semplici come i cupolini trasparenti che si usano nei capannoni, per finire ai compositi utilizzati nel settore aerospaziale o nel settore sportivo. Riutilizzare questi materiali permette di creare dei nuovi prodotti che mantengono buona parte delle caratteristiche di resistenza e di qualità dei prodotti originari senza avere il costo e rappresentano un'alternativa molto economica e molto competitiva rispetto a prodotti che sono già sul mercato, come prodotti a base, se vogliamo, pensiamo a un cartongesso che però non si distrugge con l'umidità, pensiamo a prodotti che possono essere utilizzati come rinforzi, come supporti. In Friuli Venezia Giulia l'economia circolare è entrata massicciamente, diciamo, nella programmazione regionale, innanzitutto attraverso il piano gestione dei rifiuti, che vede all'interno del piano stesso una parte dedicata alle metodiche per ridurre a monte la produzione dei rifiuti. E sappiamo che questo è uno degli aspetti più importanti nel concetto di gerarchizzazione del rifiuto, perché le norme europee, mondiali e poi recepite dalle norme europee, prevedono proprio che ci sia una gerarchia dei rifiuti, per cui la prima cosa è ridurre la quantità di rifiuti, dopodiché l'ultima condizione è quella dello smaltimento, ma prima di questa deve esserci la possibilità di implementazione della riciclabilità, del riuso, fino allo step subito precedente della discarica, che è quello del recupero energetico come estrema ratio, diciamo così. Quindi la Regione, diciamo, si è impegnata in questo senso e ha addirittura promulgato una legge regionale nel 2017, la numero 34, che diciamo, unisce questi due concetti, quello della gestione dei rifiuti e quello dell'economia circolare, con una serie di iniziative a riguardo.